Comunicazione dell'ARPAB sul superamento di PM10 anche nel veneziano, è scattato il blocco, ma i cittadini non sono affatto convinti della sua efficacia. Non ci hanno messo molti i carabinieri a trovare il terzo sospettato nell'attentato omicidio di un 25enne albanese. Si tratta di Elton Coca, 33enne albanese. Un altro furto di nani dal suo giardino, Adriana continua a piangere, è uno dei ricordi più cari che ho della mia defunta mamma. Il comitato No GPL Chioggia commenta amaramente la memoria presentata dall'Avvocatura di Stato contro gli appelli del Comune e del WWF. Quasi ogni giorno riempie la sua auto di anziani che vivono nel quartiere, li accompagna in ospedale per risparmiare loro il disagio di un lungo e tortuoso percorso con i mezzi pubblici. Cena solidale a Monastera con camerieri speciali, sindaci e assessori anche veneziani. Il ricavato sarà destinato alle popolazioni della Golena del Piave colpiti dalla piena di ottobre. Questa sera alle 21:15 torna 40, il programma che ripercorre con le immagini del nostro archivio la storia della Marca e del Veneto raccontato da Antenna 3. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque, lo avete sentito, lo smog in primo piano dopo la comunicazione dell'ARPAB sul superamento dei PM10, anche nel veneziano è scattato il blocco, ma i cittadini non sono affatto convinti della sua efficacia. Sentiamo. Superato il limite PM10 anche a Venezia, da oggi scatta il blocco. Nello specifico, livello 1 arancio, quello che vieta la circolazione per tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica, dalle 8:30 alle 18:30 di ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, di autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3. Mentre per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti termici e delle combustioni, in questi giorni sarà vietato utilizzare impianti a biomassa di classe inferiore alle 3 stelle. Perché non serve niente, perché allora i superiori Euro 4 possono circolare, chi ha 70 anni può circolare anche con diesel rotto che fa inquinamento tremendo, chi ha gas può circolare, se sono più di 3 possono circolare. Cosa serve? Infatti c'è più traffico che degli altri giorni, non serve a niente. Non so se serve o non serve, è una cosa che ci sono tanti altri inquinanti molto più importanti delle auto. Credo che sia efficace perché il veloce è minimo, anzi questo potrebbe indurre magari le persone a usare mezzi pubblici, salvo che i mezzi pubblici non avessero altre problematiche. Credo che il problema esista, dovremmo affrontarlo in maniera più strutturale. Trovo abbastanza ridicoli i blocchi, perché non sono che risolvano quasi niente. Poi purtroppo la nostra tradizione di Mestre è da questo lato più negativa in assoluto. Io vengo da anni in cui Marghera era ben peggio di adesso, per cui se i miei figli sono sopravvissuti a quello penso che non saranno le polveri sottili che li uccidono, anche se è un problema che dobbiamo affrontare ma in maniera più seria, credo. La notizia principale oggi anche nelle locandine è proprio quella che riguarda l'allerta smog, addirittura si legge il consiglio dei pediatri, tenete i bimbi a casa. Ma molti genitori non sono d'accordo. Meglio uscire con i bambini, anche perché li tieni a casa per farli annoiare alla fine, magari anche se esci li fai divertire, le poveri sottili spero nel tempo si limiteranno. Speriamo passi presto e facciamo in modo di uscire, non tantissimo, però siamo nati qui, dobbiamo anche fare i conti con questo. Ma c'è anche chi ritiene che le misure introdotte non siano sufficienti e soprattutto non siano state applicate fino in fondo. Pochi cartelli di avviso e vigili assenti nel controllare che le limitazioni del traffico scattate in giornata fossero effettivamente rispettate. Il blocco dei diesel fino a Euro 4, secondo il consigliere pentastellato Davide Scano, è rimasto solo sulla carta. Delle limitazioni i cittadini non sanno niente, non ci sono vigili a fare controlli, ci sono più vigili anzi alla sera per gli opportuni controlli, ma al mattino qui a Mestre non si vede un vigile neanche a pagarlo oro. Che la qualità dell'aria non sia in cima ai pensieri di questo sindaco, accusa il grillino, lo avevamo già capito all'indomani dei falò dell'Epifania, quando Brugnaro si lasciò andare a dichiarazioni irresponsabili sulla scarsa gravità del problema.
io posso dirlo perché sono ciclista, l'aria a Mestre è irrespirabile in queste settimane. Lui che gira sempre soltanto in SUV, probabilmente quest'aria malsana non la sente. Un'amministrazione comunale, sostiene Scano, non dovrebbe occuparsi solo del benessere economico dei suoi cittadini, ma soprattutto della loro salute, che si tutela anche con la piantumazione di nuovi alberi. Il comune non ha mai messo un soldo per allargare il bosco di Mestre, le varie aree a bosco che ci sono, anzi si stanno tagliando alberi, anzi in tutto l'intervento di via Marcello ad esempio è stato monetizzato tutto il verde, non è stato piantato un albero. Per questo, conclude il pentastellato, non condivido l'autovalutazione di Brugnaro sull'anno appena trascorso. Nella sua pagella di fine anno si è dato un 10, bene, io voglio dirlo chiaramente, a livello di tutela dell'ambiente e di ecologia lui meriterebbe al massimo un 2. Torniamo ora a parlare del tentato omicidio avvenuto a Jesolo nei giorni scorsi. I carabinieri hanno trovato il terzo sospettato. Non ci hanno messo molto i carabinieri a trovare il terzo sospettato del tentato omicidio di un 25enne albanese che lo scorso 2 gennaio si era presentato in un'abitazione di Jesolo per chiedere aiuto dopo essere stato raggiunto da 2 colpi di pistola. Una volta entrati in casa per una perquisizione, le tracce trovate sembrano aver confermato i sospetti degli investigatori su Elton Coca, un 33enne albanese, il terzo che mancava. La vittima, nel frattempo, è ancora ricoverata all'ospedale di San Donà di Piave. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la sera del 1° gennaio i 2 albanesi fermati poche ore dopo aver sparato al loro connazionale l'avrebbero incontrato al Gasoline di Jesolo, accusandolo di essersi impossessato di una partita di cocaina. Lui ha negato, ma loro non convinti l'hanno caricato in auto e portato a casa di Elton Coca, dove uno di loro ha poi premuto il grilletto contro il 25enne. 2 colpi, uno alla gamba, uno all'addome. Credendo che fosse morto poi, come lui in realtà ha finto di essere, l'hanno gettato nell'acqua gelida e se ne sono andati. Il 25enne però è riuscito a salvarsi andando a bussare alla casa dei 2 anziani per chiedere aiuto. Coca è stato accompagnato in carcere in attesa della convalida, mentre l'appartamento, ora sotto sequestro, sarà oggetto di analisi da parte dei carabinieri del RIS di Parma. Continuiamo ora con la cronaca, non solo botte ma anche coltellate e bastonate, nuovi terribili dettagli sull'omicidio di Mayla Beccarello uccisa a Cavarzere dall'ex marito. Secondo la relazione del medico legale l'uomo ha agito con violenza reiterata. Nuovi drammatici e feroci particolari emergono sulla morte della povera Mayla Beccarello, uccisa dall'ex marito l'8 agosto scorso nella sua casa di via Regina Margherita a Cavarzere e i cui funerali si sono tenuti a Santa Maria di Sala, sua città natale. Dalla relazione del medico legale che ha effettuato l'autopsia sulla salma della 37enne emerge come Mayla non sia stata uccisa solo a botte come si era pensato fino a poche ore fa, ma ripetutamente accoltellata, particolare questo mai svelato prima d'ora, ma anche presa a bastonate e a calci, insomma una violenza inaudita e sconcertante con l'ex marito, Boscolo Zemello, che si è accanito su Mayla utilizzando appunto questo coltello, probabilmente da cucina, provocando alla povera moglie ferite da taglio sulla coscia e la mano destra. Altri colpi sono stati inferti su Mayla anche con un bastone, oltre che con calci, e se i test effettuati su Mayla sono risultati negativi in merito all'assunzione di droghe o alcol, si presume che le tracce di cocaina trovate sul tavolo di casa siano riconducibili invece al marito che nel corso degli anni, durante la convivenza con Mayla, l'aveva sottoposta a una lunga storia di pestaggi e violenze, da cui purtroppo Mayla non aveva trovato mai la forza di separarsene. E adesso andiamo a Favaro Veneto con un furto davvero inconsueto, vediamo di che cosa si tratta nel prossimo servizio. E questa è la mia sensazione, io non ce la faccio più. E poi non ce la faccio più neanche con la testa, se continuo ad andare avanti così mi hanno rovinata. I ladri dei nani hanno colpito ancora qui in via Monviso a Favaro Veneto, una storia questa che può portare al sorriso, una storia che può sembrare leggera, in realtà sta provocando gravi problemi alla signora Adriana, la proprietaria di questi nanetti.
Adriana Ferreresso, che un tempo in aeroporto ha accolto Papa Wojtyla con i fiori della sua attività, oggi da pensionata, dopo aver subito la notte scorsa l'ultima delle 2 incursioni dei ladri nel giardino della sua villetta, continua a piangere e non si capacita del furto dei ricordi più cari della sua defunta mamma. Perché io non faccio che piangere tutti i giorni e è come mi avessero rotto di nuovo, che mia madre fosse morta di nuovo. Per alcuni la reazione di Adriana può sembrare addirittura eccessiva ed esagerata, ma chi può stilare una classifica del dolore in base ai ricordi evocati dal proprio vissuto? Io cerco di darmi forza, io questa notte non ho dormito perché ho dovuto guardare sempre fuori ogni tanto, ogni rumore, correvo, magari era una macchina che sbatteva le porte. Quindi Biancaneve è rimasta privata di 3 suoi piccoli amici. Quando ci siamo alzati alla mattina abbiamo visto che mancava Cucciolo, questo Che era qua. Scomparso con Cucciolo anche Dotto e Gongolo, non si sa se per un dispetto o da parte del famoso gruppo del Fronte di Liberazione dei Nani da Giardino. Fatto sta che Biancaneve se l'è vista proprio brutta. Prima di tutto volevano portarsi via Biancaneve. Però pesano queste statue. Allora questi qui sì, molto pesanti. Ladri in fuga anche con i funghetti e molti animali del bosco, ma il cuore della signora Adriana è colmo di speranza in un loro presto ritorno a casa. Questi nani alla mia morte vengano donati dai miei figli alla chiesa di Carpenedo, che li possano mettere o in montagna o in altre casa famiglia, in qualche posto dove i piccoli bambini si devono divertire. Per un finale da favola della serie e vissero tutti felici e contenti. Hey ho, a casa riposare. La memoria presentata dall'Avvocatura di Stato ribadisce che il deposito di GPL in costruzione a Chioggia è legittimo e rispetta i criteri di impatto ambientale e quindi chiede al Consiglio di Stato di rigettare gli appelli presentati dal Comune di Chioggia e dal WWF. In pratica si riconferma lo scontro in casa tra amministrazione locale e governo, entrambi 5 Stelle. Il ricorso sarà trattato nell'udienza del 24 gennaio. Per Roberto Rossi del Comitato No GPL, i ministri Di Maio e Bonisoli avrebbero potuto o dovuto far valere la voce che viene da un territorio che ha espresso un'appartenenza politica in linea con quella governativa e che si sarebbe aspettato coerenza dal proprio responsabile nazionale con quanto dichiarato a Chioggia in campagna elettorale. Vergogna per una politica che non rispetta gli impegni presi, commenta, e che si nasconde dietro alle posizioni dei dirigenti non avendo la capacità né il coraggio per modificare le decisioni assunte da chi li ha preceduti. Per questo, dice, manifesteremo a Roma. Quasi ogni giorno riempie la sua auto di anziani che vivono nel quartiere e li accompagna in ospedale per risparmiare loro il disagio di un lungo e tortuoso percorso con i mezzi pubblici. La battaglia dell'88enne Fulvio Tanzini per i migliori collegamenti in Corso del Popolo. Vediamo. A 88 anni sono ancora in perfetta salute, per questo mi sento in dovere di aiutare chi non ha la mia stessa fortuna. Lo spiega sorridendo Fulvio Tanzini, abituato ad accompagnare in auto all'ospedale gli anziani residenti della zona di Corso del Popolo. Posso guidarvi ancora la macchina, mi rendo utile per questo posto, se qualche persona so che ha bisogno e lo chiede lui o glielo dico io, di accompagnare la gente all'ospedale. Gesti di solidarietà resi necessari dalla mancanza di un collegamento diretto dei mezzi pubblici tra Corso del Popolo e l'ospedale, scomparso circa 2 anni fa all'epoca della riorganizzazione delle linee di ACTV. Si tratta di dover prendere il 4 in Corso del Popolo, porta alle barche, bisogna attraversare Piazzale Saldini, fare il scambio del mezzo, forse aspettare delle volte anche mezz'ora perché non c'è coincidenza. Diventa un viaggio, molti cittadini dicono che farebbero prima di andare in ospedale a Padova che non all'ospedale di Mestre. Molti anziani non se la sentono di affrontare questa odissea e da tempo i residenti del quartiere chiedono all'amministrazione comunale di ripristinare le corse dirette per l'Angelo. Una petizione dedicata al tema alcuni mesi fa aveva raccolto in poche ore circa 1300 firme. Le linee precedentemente erano frutto di un lavoro di anni concordate con i vari consigli di quartiere e con i cittadini
Poi non si è capito bene il perché sono state modificate, sono state penalizzate intere zone e aree della città. La vicenda è stata portata all'attenzione della giunta comunale della capogruppo democratica Cafarsetti Monica Sambo. Avevamo già sollevato il problema 2 anni fa, abbiamo di nuovo accolto l'appello dei cittadini che ormai sono esasperati dall'assenza di questa linea, presentando una interpellanza all'assessore e chiediamo che questo servizio venga il prima possibile ripristinato per garantire la possibilità per i cittadini di raggiungere l'ospedale. E adesso lasciamo per un attimo la provincia di Venezia per spostarci nel Trevigiano, a Monastier, dove tra pochi minuti inizierà la cena solidale per raccogliere fondi a favore dei cittadini della Golena del Piave colpiti dalla piena di fine ottobre. A servire tavoli camerieri d'eccezione, sindaci e assessori dei comuni attraversati dal fiume Sacro. Per noi lì a Monastier ci sono Francesca Bozza con Lucio Zanato. Francesca, buonasera. Buonasera Daniela, buonasera ai nostri telespettatori. Dunque stanno arrivando gli ospiti di questa cena solidale qui a Monastier per raccogliere fondi, come hai detto tu, a favore dei comuni, in particolar modo dei 4 comuni trevigiani colpiti dalla piena del Piave di fine ottobre, quindi popolazioni che stanno ancora facendo i conti con il disastro di quella piena eccezionale, molte case ancora inagibili, una solidarietà che arriva anche da fuori provincia di Treviso, perché gli inviti sono stati estesi a tutti i comuni interessati dal Piave e l'ultimo comune interessato dal Piave è Jesolo. Con noi l'assessore Esterina Idra, che ringrazio per essere qui. Assessore, quando c'è bisogno di aiuto, la solidarietà in Veneto, lo sappiamo, risponde sempre presente. Buonasera, sì, grazie a tutti, è veramente un onore per noi essere qui. Jesolo è la fine della Piave, però assolutamente vicino a tutti i vicini comuni che hanno in qualche modo subito, come Jesolo, esondazioni, alluvioni e quant'altro. Ci siamo come sempre fatti in 4 per essere tutti coesi e già mettere tutto a posto come è giusto che sia. I veneti come sempre ce la fanno e andiamo avanti sempre. L'assessore ora la fascia, ma tra poco la toglierà, è pronta anche lei a servire i tavoli? Assolutamente, ben volentieri, questo è proprio un significativo ancora più in qualche modo esempio per dire siamo tutti importanti in questo momento essere vicini. Grazie. Tanti sindaci, gli assessori, i consiglieri dei comuni appunto attraversati dal Piave, presenti anche tante associazioni, li vedete intorno a noi, i bersaglieri, ma anche l'associazione del Trifoglio Rosa, delle donne, c'è una rappresentante qui, donne che hanno affrontato la battaglia del tumore al seno e che insomma rappresentanza del veneziano, perché sono delle vogatrici eccezionali, e aspettiamo che arrivino anche gli altri ospiti. Al momento qui è tutto, l'ultimo saluto però lo lascerei proprio alle nostre guardie d'eccezioni, ai bersaglieri. Bene, ringraziamo davvero Francesca e Lucio per questa diretta, gli auguriamo buon lavoro e noi ci fermiamo però un attimo per la pubblicità. Grazie assessore, grazie infinite, grazie a tutti voi, grazie. Poi Siamo tornati nuovamente in studio, questa sera alle 21:15, nuova puntata di 40, il programma che ripercorre con le immagini del nostro archivio la storia della Marca e del Veneto raccontato da Antenna 3. Ospiti della serata Sebastiano Rizzo, uno dei redattori dei nostri primi telegiornali, Yvonne Tordini, storico capo di gabinetto della provincia di Treviso negli anni della presidenza Martonne, e il nostro meteorologo Giancarlo Iannicelli con le immagini delle sue prime previsioni televisive. Intanto vi diamo un'anticipazione con un servizio del 1986 dedicato, pensate, alle piste da sci sulle pianezze e il Monte Cesena a Valdobbiadene.
Queste immagini si riferiscono al primo giorno di agibilità delle piste di Monte Cesenna a Pianezze dopo 2 anni di chiusura per l'impossibilità di essere raggiunte per strada o seggiovia. Anche questa riapertura, pur non confortata da una massiccia presenza di sciatori, ma la neve era caduta solo il giorno prima, può essere il simbolo di una stagione sciistica e turistica che durante le vacanze di Natale ha fatto registrare il tutto esaurito ed un notevole aumento di presenze in tutte le località montane del Veneto. La stagione, come ormai tradizione meteorologica da molti anni, continuerà sino a primavera, ma è già possibile stilare un primo positivo bilancio. Ovunque non molta neve, ma alberghi e appartamenti esauriti. A Cortina le presenze sono salite del 7% rispetto allo scorso anno e la punta massima di presenze è salita a 35.000 tra Natale e Capodanno. A Falcade l'incremento turistico è stato del 5%, mentre vertici del 18% in più si sono avuti ad Asiago e del 20% a Bosco Chiesanuova. La neve, si diceva, è arrivata tardi, ma le abbondanti precipitazioni dell'altro ieri hanno reso dappertutto perfette le condizioni delle piste e gli operatori del settore prevedono un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni. Tra l'altro nelle varie località in febbraio e oltre sono previsti sconti, agevolazioni e combinazioni particolari che non possono che invogliare chi ha sinora preferito il tradizionale Natale con i tuoi. Ad Asiago una settimana bianca costerà da 450 a 200.000 lire, a Falcade da 350 a 150.000 lire. I prezzi sono caduti come la neve, ora non resta che calzare sci e scarponi. Prima di 40 però il consueto appuntamento con 20 e 10 dopo il TG di Treviso. Parleremo di reddito di cittadinanza e delle polemiche sulla manovra con Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle del Veneto. Ed ora io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sarà un sabato ancora in compagnia del bel tempo. Sul Veneto la costante presenza dell'anticiclone garantirà un tempo stabile e anche ampiamente soleggiato. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con pochi nubi a carattere sparso un po' su tutte le province della nostra regione. Temperature minime comprese tra i -4 e -1 gradi, massime tra i 4 e 5 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto. Anche sulla nostra regione sarà l'alta pressione a dominare. Avremo dunque una giornata di bel tempo con tanto sole e un cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra i -3 e -1 gradi, massime oscillanti tra i 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori, salvo per innocchio addensamenti al mattino. Locali nevicate a bassa quota sulle Alpi di confine. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime tra i 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.